Il padre innanzitutto di Galileo Galilei ed era un liutista, era un musicista. Cosa ha fatto Vincenzo Galilei? Innanzitutto faceva parte della Camerata dei Bardi, quindi nella nascita dell'opera lirica, e lui ha capito una cosa fondamentale. In quegli anni nasceva la polifonia. La polifonia che cos'è? È un insieme di più voci che insomma in qualche modo si vanno a sovrapporre, però cosa stava succedendo nel 1400? C'erano troppe voci. Allora Vincenzo Galilei disse: guardate che qui andiamo a finire che non si capisce niente. Troppe voci, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voci, cioè è un miscuglio, alla fine l'essenza della musica si perde. Arriva Vincenzo Galilei e dice dobbiamo riportare la musica alla Grecia antica, quindi una sola voce, però che si capisca bene. Quindi Vincenzo Galilei dà importanza molto al testo e al timbro, è un accompagnamento. E ci fu una famosa diatriba tra Vincenzo Galilei e il maestro Zerlino, perché uno diceva no, meglio la polifonia, meglio un linguaggio più tecnico. Invece Vincenzo Galilei, che era più pratico, diceva no, dobbiamo tornare alla semplicità, dobbiamo avere una sola voce, però che si capisca quello che diciamo. È un accompagnamento molto semplice. Ed ecco che da lì nasce l'opera lirica. Infatti Vincenzo Galilei scrive un libro, Dialogo della musica antica et moderna, che è il primo libro della Camerata dei Bardi.